Lunedì 24 febbraio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, era l'arsegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dell'edizione di oggi dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con il Corriere delle Alpi, la notizia in primo piano purtroppo è una tragedia che coinvolge la provincia di Belluno. Schianto muore a 4 anni, la famiglia ghanese residente a Belluno era diretta a Treviso per una funzione religiosa, un sorpasso la possibile causa della tragedia. Scontro frontale sulla Lemagna all'altezza del Fadalto, ricoverati in gravi condizioni i 2 fratellini. Drammatico incidente ieri mattina attorno alle 11 lungo la statale 51 di Alemagna in Fadalto a Vittorio Veneto. Lo schianto che ha coinvolto 2 auto e un camper è costato la vita a una bimba di appena 4 anni. Il suo nome era Dilshad Ochiere, di origini ghanese, residente a Belluno. L'approfondimento di Saltoline Sosso lo troveremo a pagina 8 e a pagina 9. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: Feltre, insulti razzisti a un giocatore della Dinamo, l'approfondimento a pagina 21. Appello della diocesi, gruppi di laici per la gestione delle parrocchie, l'approfondimento di Dalmas a pagina 11. Richiami di spalle verso le Olimpiadi, Milano Cortina 2026, prende forma il cantiere per il villaggio di Fiames, l'articolo di Micheli a pagina 17. La foto di copertina invece dedicata allo sport, calcio di Serie D, prosegue la marcia in vetta e il sogno di conquistare la C per la squadra di Zanini. Solo pari i Dolomiti, ma il vantaggio sale a 6 punti, l'approfondimento di Dapoyan a pagina 25, 26 e 27. E ancora gli ex ospiti al Misurina, fiaccolata per l'Istituto Pio XII. L'approfondimento di De Rosa lo troveremo a pagina 18. Richiami anche di carattere internazionale sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. In Germania vince la CDU di Merz, l'ultradestra seconda forza al 20%. Il leader centrista, vittoria storica, crollo dei socialdemocratici, affluenza oltre l'84%. Questi richiami che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla tragedia che ha colpito una famiglia bellunese. Il saluto premonitore: non correte. Dilshad Ochiere, 4 anni, è morto in un incidente sul Fadalto, abitava a Levigo. Fra i 7 feriti anche 3 fratelli e la mamma. Stavano andando a una funzione religiosa, la vicina aveva dato un bacio alla piccola e aveva raccomandato: andate piano. Afra Dilshad Ochiere, 4 anni, di Levigo, è morta nell'incidente che si è verificato ieri sulla statale 51 nel territorio trevigiano in comune di Vittorio Veneto. Alla guida la mamma, con a bordo altri familiari. La donna avrebbe tentato di sorpassare un camper facendo un frontale e finendo lei stessa all'ospedale. Il bilancio conta 7 feriti. Nella palazzina Ater di via Meazza, dove la piccola abitava, i vicini erano disperati. Li ho visti partire questa mattina, racconta Pierina Soravia. Andavano come ogni domenica in chiesa nel Trevigiano. Ho dato un bacio alla piccola e ho detto: andate piano. L'approfondimento di Bonetti e Liparini lo troveremo a pagina 2. Vediamo un primo piano della piccola vittima, Afra Dilshad Ochiere, morta ieri in un incidente sul Fadalto, e il luogo appunto dove è avvenuto questa tragedia. Il ritratto: una famiglia che si era integrata bene. Quella di Ochiere è una famiglia integrata nel tessuto cittadino, che partecipava agli eventi e che era conosciuta non solo nella comunità di connazionali. Erano stati visti anche al villaggio di Natale in centro città, dove i piccoli avevano provato il pattinaggio sul ghiaccio. E ancora il sindaco dei Pellegrini: siamo pronti a ogni sostegno. Se la famiglia avrà bisogno di supporto da parte dell'amministrazione mia, ci sarà la massima disponibilità per essere loro vicini e fornire sostegno, ha detto il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrini, dopo aver detto di essere rimasto attonito davanti alla notizia. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Bob, altri controlli, ma questa volta dei tecnici del CIO dopo il caso del tubo su cui è aperta un'inchiesta. Oggi sopralluogo sportivo. La foto di copertina è identica a quella che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Spazio quindi allo sport, calcio di Serie D. Treviso ancora sconfitto, pari con il Mestre. Dolomiti: basta uno 0-0 per volare a +6.
E ancora sport hockey, il derby delle polemiche, caccia all'uomo. Da Feltre parlano di caccia all'uomo, ad Alleghe ricordano che era hockey su ghiaccio, non pattinaggio. Il post derby è all'insegna delle polemiche, anche se alla vigilia della partita giocata sabato sera nello stadio Alvese de Toni e vinta 7-2 dalle civette, un po' tutti erano concordi nel valutarla come una sfida che aveva poco da dire. L'approfondimento a pagina 20. Sempre sport il caso, contrasti pesanti nel calcio femminile, frattura del perone per Chiara Conedera che vediamo in questo scatto. L'approfondimento a pagina 17. E ancora Coppa Italia Longarone, la festa del volley premia l'entusiasmo del Sorrento, l'approfondimento di Lazzarin a pagina 23. Rugby, recupero amaro per il Feltre al secondo stop consecutivo. E ancora motociclismo, doppia promettente top 10 per Bassani in Australia, l'approfondimento di Mammani a pagina 11. Ed eccoci a pagina 2, l'ultimo saluto, andate piano, l'approfondimento del Gazzettino di Belluno in merito alla tragedia che ha colpito, abbiamo dei problemi tecnici, apriamo immediatamente il Gazzettino di Belluno e andiamo alla pagina interessata che riguardava questa tragedia che purtroppo colpisce l'intera comunità della provincia di Belluno. È morta, lo avete sentito, una bambina di 4 anni in un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri mattina. Andiamo a pagina 2 per leggere appunto l'approfondimento a firma di Bonetti. Scusateci per questo disguido tecnico. La tragedia del Fadalto, l'ultimo saluto, andate piano. Afra di Shad Occhiere, 4 anni, è morta nello schianto a Vittorio Feriti. Anche mamma e fratelli abitano in via Meassa a Levigo. La vicina Pierina Soravia, non ci credo, era bellissima ed elegante per andare in chiesa come ogni domenica. Una fede grandissima nella loro religione che li spinge ogni domenica a fare chilometri e chilometri in auto per andare nel Trevigiano per frequentare le funzioni nella chiesa evangelica. Si erano vestiti tutti a festa anche ieri con la piccola Afra di Sciabocchiere, 4 anni, che era la principessa di casa e con i suoi abitini rosa e di tulle incantava tutti. Si erano messi in auto sulla Volkswagen Touran di 7 posti, necessaria per la grande famiglia dei coniugi William Iau Occhiere e Mavis Safo Occhiere, originari del Ghana, che abitano in via Meassa al civico 64 di Levigo in comune di Belluno. Alla guida la mamma Mavis, perché il papà William in questo periodo si trova in Olanda per lavoro. Nella vettura i suoi 3 piccolini e un'altra ragazza. Arrivati alla curva del ponte Botteone nel Trevigiano, la tragedia. In chiesa li aspettavano ma non sono mai arrivati. In poco tempo è arrivata la terribile notizia: la piccola Dilshab è deceduta, la madre è ricoverata con codici di media gravità a Conegliano, gravi anche gli altri occupanti della vettura, tra i quali 2 fratellini della piccola. Era così bella stamattina, mi ha salutato perché andavano in chiesa, racconta la vicina di casa Pierina Soravia, che abita proprio di fronte alla famiglia Ganese di Levigo. Lo schianto è avvenuto alle 11:20 sulla statale 51 in territorio trevigiano in comune di Vittorio Veneto. 3 veicoli, di cui un camper con un bilancio che conta 7 feriti e il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la mamma al volante avrebbe tentato di sorpassare il camper che la precedeva. In quel momento si è scontrata frontalmente con una Golf che proveniva dalla corsia di marcia opposta. Quando la vicina viene a sapere della tragedia non ci crede, li aveva visti solo poco prima, prova a suonare al campanello della famiglia Occhiere, insiste, non lo molla, vanno a Treviso ogni domenica, ripete non è possibile e tra un po' c'è anche il compleanno del piccolino, volevano fare festa. Poi ricordo dell'ultimo saluto, ho detto mi raccomando andate piano, fa sapere Pierina Soravia, non lo dicevo mai, ma questa volta non so perché mi è venuto, le ho dato un bacio e l'ho salutata, poi ancora ripete, ma è sicuro la loro targa inizia per FD, era un'auto grigia con 7 posti, non possono essere loro. Alto approfondimento, il sorpasso, poi lo scontro, pochi istanti e siamo precipitati nell'orrore. Fermati, non ce la fai a superare, mi ricordo di averlo pensato, forse l'ho anche sussurrato a mia moglie, pochi istanti e siamo precipitati nell'orrore. Queste le parole di Stefano Ghidini, che ieri mattina stava guidando il camper lungo il Fadalto all'altezza di San Floriano. Erano circa le 11:30 e in un attimo ha visto 2 auto scontrarsi frontalmente e accartocciarsi in un gomitolo indistinto di lamiere. Una bimba di 4 anni, lo avete sentito, Afra di Shab Occhiere, residente a Belluno, è morta sul colpo, il suo piccolo cuore non ha retto. Feriti gravi il fratellino che frequenta le elementari e la sorella di qualche anno più grande e un'altra parente di 23 anni. Feriti ma non in pericolo di vita la mamma 48enne che era al volante di una Volkswagen Touran, e ferito anche il conducente della Golf DLL, queste le sue iniziali,
33 anni. Le 2 auto dopo l'urto sono schizzate e hanno colpito anche il nostro camper, prosegue Ghedini. Quando tutto si è fermato abbiamo cercato di uscire dal camper per prestare soccorso, visto che noi stavamo bene. È stato terribile. I video sui social, eri l'orgoglio del papà, auguri piccolo Angelo, incredulità ieri nel caseggiato Ater dove la coppia vive ed è molto stimata, non può essere vero, il capofamiglia ha lavorato a lungo nella raccolta rifiuti per Luxottica, poi il trasferimento in Olanda e vediamo sempre un primo piano della piccola che avrebbe compiuto gli anni il 17 marzo, erano tutti pronti per festeggiarla come avvenne nel 2024, famiglia integrata, le gite domenicali in Neve Galla, le passeggiate in centro tra i negozi. E profonda tristezza per la nostra città, pronti a sostenerli, questa è la dichiarazione del sindaco di Belluno, Oscar delle Pellegrin, una tragedia enorme che ci lascia attoniti come comunità e ci spinge ad interrogarci su tante cose. Queste le parole del sindaco di Belluno, Oscar dei Pellegrin, raggiunto ieri pomeriggio dalla notizia dell'incidente mortale nel Trevigiano, costato la vita alla piccola cittadina Afra Dilshab Occhiere, 4 anni di Levigo. Come amministrazione comunale, prosegue l'inquilino di Palazzo Rosso, ci stringiamo attorno ai genitori, ai familiari e a tutte le persone che volevano bene a questa bambina, condividendo il loro lutto e il loro sgomento. È un giorno di profonda tristezza per la nostra città, perché una giovane vita si è spezzata troppo presto in un modo violento. Voltiamo pagina, siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Castion, un carnevale anche per i giovani. Pian delle feste ha accolto 9 carri, non è mancata la fantasia, anche se la partecipazione ha sofferto la concorrenza di Sedico. Uno dei gruppi era composto da ragazzi di 20 anni o meno, l'ex sindaco Neri alla rievocazione delle Universiadi 1985. Continuiamo con Felta, nuovi spazi nell'ex caserma, noi esclusi, tempo di bilancio all'assemblea della sezione degli Alpini, confermato la guida Mariek che si è tolto qualche sassolino, ci rallegra l'inizio dei lavori alle palazzine della Zanettelli ma non la scelta di non coinvolgersi sull'utilizzo di queste aree. Pedavena, comune al fianco delle famiglie, bonus da 200 euro, nella cerimonia di consegna la vice sindaca a cogliere un nuovo nato è una gioia per tutti. Ancora carnevale, spostiamoci in Agordino con pagina 8 del Gazzettino di Belluno, mascherate arcaiche, la tradizione è ancora viva in Agordino, ha fatto il pienone ieri la quinta edizione dell'evento Olt da Riva e Compagnia Bella, il giorno prima l'asta, ed ecco in questi scatti, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcune delle maschere della giornata di ieri, le mascherate arcaiche di Olt da Riva e Compagnia Bella. Sedico, carnevale dei piccoli e sfilata, il bilancio è di 10.000 persone e ancora Ponte nelle Alpi, gusto pieno, 130 pasti biologici al giorno in Viale Cadore. Rimaniamo in Agordino, Livina Allongo, la Dini, ora le conseguenze politiche, non accenna a fermarsi il terremoto che sta scuotendo l'Alto Agordino dopo l'estromissione di Rocca dall'istituto, dal capo della minoranza di Livina Allongo Leandro Grones a De Bernardini, tutti evidenziano i rischi di quanto accaduto. Ancora da Roccapietore, in consiglio, mandato al sindaco, terremo viva la nostra cultura, eventualmente faremo anche da soli, promette il primo cittadino Valerio Davare, ha incassato all'unanimità in aula dove è esplosa la rabbia dopo la cacciata. E l'agenda del Gazzettino di Belluno chiude questa edizione, ospedali in Cadore, ma è solo una fiction, l'approfondimento a firma di Enzo Bozza nella sua rubrica Cartoline dal Pelmo. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio appunto alla tragedia avvenuta a Levigo, che ha coinvolto questa famiglia di Levigo, tremendo schianto sulla Lemagna, muore bimba di 4 anni, 6 feriti, un sorpasso azzardato in discesa sarebbe all'origine dello scontro che ha coinvolto 3 veicoli e paralizzato l'arteria. Ma continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese. La notizia di questa tragedia è stata inserita nella sezione regionale del Corriere delle Alpi. Continuiamo invece con pagina 15, l'appello del Vescovo alla società civile, gruppi di laici per gestire le parrocchie. La Chiesa chiede aiuto per l'amministrazione, oratori, pulizie, addobbi, catechismo e per presiedere il rito del rosario.
La polemica, chiusura del liceo Lollino è satira contro la diocesi, monta la protesta e non si placano le critiche nei confronti della diocesi di Belluno Feltre per la decisione di chiudere il liceo Lollino dopo l'assemblea partecipata di venerdì con genitori, studenti e membri della Chiesa bellunese, tra cui il vicario generale Don Diego Bardini e il rettore del seminario gregoriano Don Giorgio Lise, in cui è emersa la possibilità di un salvataggio della scuola grazie all'intervento della rete toscana Scuole per Crescere. Ieri in città circolavano però dei piccoli volantini che prendono di mira questa vicenda e vediamo appunto la vignetta satirica sulle veggenta del liceo Lollino. Vediamo appunto in questo caso una figura della diocesi che schiaccia il liceo Lollino. Continuiamo con pagina 16, bando PNRR 2 per il sostegno è flop, l'85% dei posti rimarrà scoperto. L'allarme di tirabeni della SNARS, visti i numeri, le cattedre nel bellunese resteranno ancora vacanti. Sabotaggio, incidente o errore, ecco i punti critici del giallo Bob. Proseguono le indagini degli inquirenti. La Federazione Nazionale della Stampa: basta attaccare chi informa la gente. Il fatto è venuto la sera e non in piena notte. Il cantiere è sorvegliato anche con videocamere. Il tubo di refrigerazione è pulito e non danneggiato. Il tubo pesa 500 kg. Difficile spostarlo senza un mezzo. Vedremo quindi la situazione di quanto è avvenuto. Ma a proposito di Olimpiadi, villaggio olimpico al via, prime fasi di cantiere, ferme al taglio degli alberi. Continuiamo con un'altra pagina del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 18, una fiaccolata per l'Istituto Pio XII, un colpo al cuore vederlo chiuso, ex pazienti da tutta Italia per rinsaldare la vecchia amicizia e per sottolineare l'importanza del sito. Cencenighe, bambini e cellulari, nasce il patto digitale tra le famiglie Gordine. Cortina, inchiesta in corso sul 13enne sciatore finito contro l'albero e che purtroppo ha anche perso la vita, attesa per gli accertamenti del commissariato Ampezzano e per l'ispezione cadaverica disposta dalla magistratura, non escluso l'omicidio colposo. Mondo del volontariato, l'associazione bellunese volontari di sangue di Belluno è in salute, sono 120 le prime donazioni. E ancora per quanto riguarda la sezione donatori di sangue, in questo caso di Longarone, Andrea Avoledo il nuovo segretario. Passiamo a Feltre, Marica rieletto alla presidenza, la sezione gode di ottima salute, in questo caso è riferita alle penne nere, raddoppiato in un anno il numero di amici degli alpini, 15 gruppi hanno visto aumentare le iscrizioni. La Dinamo Vellai accusa insulti razzisti, il giocatore feltrino Traoré sarebbe stato appellato per il colore della pelle, ma la Val Zoldana smentisce, siamo corretti. Dalla rubrica Cultura e Società, per le strade luminose di Del Giudice, il memoir di Roberto Ferrucci presenta un ritratto vivo e appassionato del romanziere e amico di una vita scomparso dopo la malattia nel 2021. Ma passiamo adesso alla rubrica Giorno e Notte, rubrica che interessa il bellunese. Come il Gazzettino di Belluno, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio agli eventi carnevaleschi avvenuti nella giornata di ieri in diverse parti della provincia di Belluno. Il primo articolo ci porta a Castion, carri colorati sfilano a Castione e Sedico, maschere storiche a Rivamonte e San Pietro, grande festa in provincia per i tradizionali appuntamenti della tradizione bellunese. A Sospirolo il corteo di segni zodiacali. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti che ci portano a Castion, a Sedico e anche in questo caso a Rivamonte, ma anche a San Pietro, siamo in Comelico, a Sospirolo, con altri eventi carnevaleschi che si sono appunto svolti nella giornata di ieri in provincia di Belluno. Continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, in questo caso concludiamo questa edizione di Edicola Belluno con lo sport. La prima notizia riguarda il calcio di Serie D, la 29esima giornata solo pari, ma la Dolomiti vola a +6 sul Treviso contro il pericoloso Mestre, il punto vale oro. Il risultato permette di allungare ancora sui rivali diretti, battuti di nuovo al tenni da friuliani del Cerlins Muzzasse. Ancora sport, calcio di eccellenza contro il San Donà, il Borgo non sfigura ma deve arrendersi. Eccellenza, Super Cavarzano fa il colpo a Vittorio e pensa già al derby domenica col Borgo. Per il calcio di promozione trist dall'Union Pro al Pago ancora KO, la zona playoff ora si allontana. Calcio di prima categoria, il Fiori Barpa cade a sorpresa contro l'ultima della classe. E ancora calcio di seconda categoria, il Pedavena insiste e torna a +7 sul Comelico. Terza categoria, l'Auronzo vola, solo la Fulgofarra resta in scia. Calcio giovanile, Dolomiti Under 19 ancora a segno e sola al secondo posto.
Sempre dal calcio giovanile, pagina 34 del Corriere delle Alpi, Under 17, il derby sorride all'Alpago, Tris al Ponte. Calcio eccellenza femminile, la Dolomiti ha un piede nella finale di Coppa ma perde 2 giocatrici. Brutto infortunio per Chiara Conedera, frattura del perone, da valutare la botta al ginocchio presa da De Valerio. Pallavolo, Sorrento re di Coppa, San Donassi arrende Longarone promosso. I campani, che sabato avevano faticato con il Belluno, vincono in 3 set, spalti gremiti anche per la finale, c'è voglia di pallavolo di alto livello. E ancora lo scudetto a Retornaz, quarto il club Dolomiti, Zisa, giovedì fatale, lascia l'amaro in bocca, questo per quanto riguarda il curlings. Basket, Valbelluna, 2 punti salvezza, Furia de Bona, Mister Tripra. E ancora in 139 sul San Pellegrino per il Latebusche del CSI, notizia che interessa lo sci alpino. E terminiamo invece con motori su 2 ruote, un 9° e un 10° posto per Bassani in Australia. Siamo migliorati molto, cresce il feeling del pilota di Serende il Grappa con la bimota KB 998, è stata dura, abbiamo ancora tanto lavoro da fare. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.